Sindaco, quali sono gli aggiornamenti per oggi rispetto alle ricerche del giovane 26enne che è scomparso la scorsa domenica? Sì, le ricerche continuano, già da stamattina presto, so che erano qua i vigili del fuoco e appunto la protezione civile delle varie associazioni e quindi le ricerche continuano, forse stanno ampliando un po' il territorio con le ricerche in pratica, stanno ampliando le ricerche sul territorio. Abbiamo visto poco fa sono ritornati i genitori, ci sono tutte le squadre di soccorritori operativi. Ecco, che cosa si sente di dire intanto al mondo del volontariato e del soccorso del Veneto che è qui e sta facendo il suo lavoro? Certamente, soprattutto la famiglia, dico che noi siamo qua, siamo vicini in questo momento così tragico, diciamo, e così. E ai volontari senz'altro va il nostro ringraziamento da parte mia, credo di intendere anche da parte della famiglia stessa, e un grande grazie a tutti quelli che stanno operando in questa situazione. Comunque comprendo anche i vigili del fuoco che sono molto attivi in particolar modo e anche i carabinieri qui della stazione di Valdobbiadene. Purtroppo questo avvenimento ha avuto una risonanza nazionale, ci sono anche i colleghi di Chi l'ha visto, della RAI, di tante testate giornalistiche. Ecco, speriamo che tutti collaborino al bene per evitare anche di intralciare i soccorsi. Certo, anche qui faccio una raccomandazione: non intralciate per favore questo luogo, che soprattutto è un luogo privato, quindi dovete chiedere il permesso prima di entrare in questa proprietà e quindi di comportarsi civilmente rispetto appunto a questo fatto così che ci tiene in tensione tutti quanti, insomma, ecco.